con la collaborazione di Maneggio la Cinta San Teodoro, Olio San Giuliano Alghero, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, la maglia ufficiale di SpoonRiver.biz. Mi rende sojos tuos che son luminosos che su sole a me su die. Subaru del Saita 2019 ha due nuovi padroni, l'anglo-arabo sardo Vandà e il fantino Giuseppe Piccinu, che spodestano dal trono Quisario e Adrian Toppalli. Un successo non del tutto scontato per il giovane Vandà, ottenuto in un palio atipico per via del clima autunnale, che però non ha allontanato i circa 3.000 appassionati che si sono riversati sull'altopiano gavoese di Lidana, scaldati dalle spettacolari corse. Il palio ha vissuto il suo atto con la disputa della finale, ancor prima si sono svolte le due batterie di selezione, composte da 5 cavalli, i primi 4 classificati accedevano alla finale. Nella prima subito in evidenza il temibile Quisario, che ha condotto da cima a fondo nelle mani di Toppalli. Senza particolari sforzi si qualificavano anche Vandà e Acaratroa, mentre Oroch nell'ultimo tratto negava ad Ulderigo la finale. La seconda batteria è stata animata dalla partenza bruciante di Urclà, che prendeva 3 di vantaggio al drappello, capeggiato da Profondo Rosso, Sarulesi Stedau e Regalledi. Nell'ultimo giro passa Profondo Rosso, seguita a ruota dalla pariglia formata da Regalledi e Sarulesi Stedau, mentre Urclà si salva dagli attacchi di Urbino. Al termine delle batterie, i rumors dal Tondino ipotizzavano un possibile trissi di Quisario, indicato dagli addetti ai lavori come cavallo da battere. Attesi al grande ballo anche Acaratroa, Vandà e Profondo Rosso, mentre ricoprivano il ruolo di outsiders di lusso Regalledi e Sarulesi Stedau. Nel giro di ricognizione Sandro Gessa, interprete di Profondo Rosso, si accorge che qualcosa non va ed è costretto al ritiro. Finale con 7 al via, dove prendono subito la testa Regalledi e Quisario, rilevata al comando dopo 150 metri da Acaratroa, montata a sella da Gavino Sanna. Il transalpino forza impone un'andatura tutt'altro che trascendentale, seguito come un'ombra da Regalledi e Quisario, mentre a tiro si manteneva Vandà. La corsa entra nel vivo nell'ultimo giro, proponendo il duello tra Acaratroa e Regalledi. I due spendono tanto e a 500 dal palo vengono sorvolati dal cambio di marcia devastante di Vandà, che rompe l'indugio e in pochi tempi di galoppo guadagna margine concreto, involandosi solitario verso la gloria. Lasciando lì due contendenti, con Regalledi sotto la frusta di Andrea Sanna, attenta al tutto per tutta, ma pagava a dazio gli sforzi iniziali, perdendo la seconda posizione a favore del rimontante positivo Sarulesi Stedau, che aveva in groppa Pasquale Salis. Al quarto si manteneva Acaratroa, mentre stecca clamorosamente l'appuntamento Quisario. La scena a fine palio è tutta per Vandà, applaudito giustamente e meritatamente dal pubblico presente. Giuseppe Piccinu mette il sigillo a Saitria per la quinta volta in carriera, ritornando al successo dopo 6 anni. Le sue parole a fine gara, seguite da quelle di Alessandro Nencini, proprietario di Vandà, e dai fantini Pasquale Salis e Andrea Sanna. Sentito anche Francesco Ibba, rappresentante del comitato Saitria. Giuseppe, ha raccolto tutti i complimenti per questa vittoria, la quinta tua qui a Gavoi. Sì, la quinta. Parliamo del palio, in batteria vabbè non c'è nulla da dire. Perché è facile, sì. In finale aspettate l'ultimo giro, una gara tattica, ti sei messo all'attesa e poi... Sì, ho aspettato un giro tranquillo perché questi sono partiti molto forte, quindi ho detto li lascio un pochettino sgasare, poi ho detto attacco nella salita, invece Gavino Sanna ha spostato un po' fuori. C'era un varco grosso dentro, l'ho detto entro prima e poi il cavallo vabbè era un treno, come l'ho cercato è andato via da solo. Sì, questo è il suo secondo palio che vince, al suo terzo che fa totale. Come ha visto la luce quindi ti è scappato? Sì, è andato veramente forte. Cosa ci hai visto in questo cavallo? Tu ne hai montato tanto, perché è un cavallo giovane che sta venendo avanti e andare così forte a Gavoi, che è una pista un po' selettiva, che ci vogliono cavalli esperti, vuol dire che aveva proprio una marcia forse in più. Sì, tra l'altro tu lo dici nella vittoria che ti intervistai a Venere, di Venere tu dici proprio di Vandà e Venere. Sì, che mi aveva impressionato Venere e Vandà e infatti mi sa che forse già aveva azzeccato. Ti hai azzeccato. Sì. Giuseppe, noi ti facciamo tanti complimenti per questa quinta vittoria, la seconda di quest'anno stagionale. Grazie. E in bocca al lupo per il futuro. Grazie di tutto. Alessandro Nencini, proprietario di Vandà, una scommessa vinta e stravinta a questo punto della stagione. Sì, è un cavallo molto positivo che sta venendo avanti,
sta migliorando, era un cavallo qualitativo con un po' di carattere e si sta dimostrando un buon cavallo da corsa. Tra regolari e pali penso che non c'hai nulla da lamentarti, ti ha portato a casa mi sono divertito, mi sto divertendo, anche l'anno scorso con Tartalio mi sono divertito e ho trovato veramente questi ragazzi che sono veramente in gamba. I fratelli Pinna sono veramente bravi, ecco, non c'è niente da dire. E poi tanto lo fa cavalli, è stato bravissimo Giuseppe a montarlo, è la prima volta che lo montava, ha montato benissimo, fantino di esperienza per questa pista che sicuramente è una pista molto difficile, quindi un po' di timore l'avevo onestamente, perché è un cavallo che... Poi sul terzo paglio non è che ha tutta questa grande esperienza. Che non ha esperienza, un cavallo un pochino di carattere, invece è stato veramente forte, poi ha vinto veramente bene. Da cavallo superiore. Qua in Sardegna a voi è il palio dell'Elite, diciamo, del suo montepremi, per la sua storia, per la sua tipologia di pista, ti sarei accorta anche tu, sì, che è una pista mi molto faceva paura, non la volevo vedere, non la guardavo. Cosa si vuol dire da fuori? Perché tu comunque il cavallo è una gloria Bossato, ma il proprietario è allenato anche qua in Sardegna, però il proprietario è di Pistoia, se non sbaglio, giusto? Sì. Cosa vuol dire vincere in Sardegna? Davanti a tutta questa gente? È un'emozione incredibile, è una terra a cui voglio molto bene, con della gente favolosa, fantastica e sono contento che insomma si possa tutti insieme gioire di questo successo. Quindi augurandovi un futuro altrettanto roseo, vi faccio complimenti. Grazie. E bocca al lupo per l'introduzione. Complimenti tantissimo. Salis, Pasquale, un secondo posto che un po' di rammarico oppure più di così non potevi fare? Rammarico sì, perché bisogna sempre tirare a vincere, però contenti, ci ha battuto un cavallo importante, contenti così dai. Senti, hai provato alla fine a venirne fuori e ti sei messo un po' all'attesa anche tu, perché davanti si camminava tanto. Hai accarezzato anche tu il sogno di portarla a casa a un certo punto oppure era imprendibile Vanda? Era imprendibile, Vanda era imprendibile perché hanno camminato tanto, il mio ha bisogno di aggiustarsi un pochino e quando li ho visti lontani mi sono preoccupato, pensavo di non combinare nulla. Invece il cavallo con il cuore grande e abbiamo recuperato un bel secondo, dai. Un po' come ha fatto Assidere, si è mosso agli ultimi 800 metri, è venuto fuori, però ormai qua il battistrada era già andato. Sì. Però è un bel cavallo questo. Bel cavallo, sempre positivo, bravo, serio, bel cavallo, divertente. Sei secondo, complimenti, che comunque hai lottato e tutto. Grazie. E in bocca al lupo per il futuro, Pasquale. Grazie mille. Allora, Andrea Sanna in trasferta in Sardegna, si può dire trasferta ormai? Non trasferta, ma zitto. Senti, Regalleri hai provato ad attaccare, fare, disfare, però poi un po' ti ha calato nel finale. Sì, andava più forte Giuseppe. Anche poi è venuto forte anche Salusta Down, non ce l'ho fatta, va bene. Abbiamo visto il tuo impegno, comunque ci hai provato in tutti i modi, Sì, in tutti i modi, hai spostato, fatto, poi sì. in fondo un po' è calata, lei di nuovo terza come lo scorso anno. È destinato a fare terza qui. Senti, ti faccio una domanda sulla cavalla, secondo te gli manca ancora un po' di esperienza, visto che comunque non ha fatto tanti pali? Anzi, non ha anche esperienza, però si deve aggiustare un po' al canapa come abbiamo visto in batteria. E poi in finale anche è partita bene. Però piccole cose che avanti si imparano, piano piano. E tu le hai accarezzato il sogno di vincere a Gavu? Ci hai creduto? Sì, ci ho creduto, sempre, dall'inizio. Sei giovane, ti rifarei sicuramente. I complimenti per come stai andando Andrea e in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie. Per Sportivi Verbiti siamo con Ipa Francesco, uno del comitato organizzatore del Palio di Said 2019, palio tranquillo, tutto è andato bene, come sempre, organizzazione perfetta. Sì, è stato un bel palio, è stata una bella finale, una bella categoria. Quando è così che va tutto bene, vince il migliore, siamo abbastanza contenti. C'è stata una bella audizione di pubblico. Nonostante il clima, Abbiamo avuto un clima invernale, per fortuna così almeno non abbiamo avuto bisogno di bagnare la pista, ci ha pensato Dio e andiamo avanti così. senti, l'unica cosa purtroppo che caratterizza un po' tutto il palio dell'anglo-arabo è la carenza di partenti. Nonostante ciò c'era la miglior categoria della Sardegna. Allora, questo è un palio anche abbastanza importante, con un bel montepremi, forse nel mezzo sangue il più alto in Sardegna. No, è la più ricca corsa d'Italia riservata all'anglo-arabo. In Sardegna è una delle più importanti in Italia a livello di pali locali. Per un piccolo paese, una bella categoria, un bel pubblico è stata una bella soddisfazione. Quindi auguri per l'anno prossimo. Il prossimo anno
speriamo che il nostro Signore sia piacere. Bene, io vi faccio i complimenti a tutta l'organizzazione, ringrazio a te in nome di tutti per la possibilità che è stata data a Spoon River Beats di collaborare con il Palio di Saitria al 2020. Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando la maglia del blog spoonriver.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.